19 anni, ho appena concluso la classe quinta al liceo linguistico Raimondo Franchetti e ho appena finito la prima prova di maturità di italiano. Ho scelto la tipologia B3, quella del testo argomentativo, e insomma ritengo che le tracce in generale presentate all'esame siano coerenti con quello che personalmente abbiamo fatto durante l'anno in classe. Maria Vittoria dell'indirizzo Scienze Umane del Tommaseo, appena uscita dal tema di italiano, che traccia hai scelto? Ho scelto la traccia di tipologia C, la seconda. E quindi come ti sei collegata al blog personale? Ho parlato del diario segreti, completamente rivolto verso gli aspetti dell'antichità, di come si utilizzava, anche parlando di Anna Frank, del suo diario e della società moderna e queste cose qua. E la prova più temuta? Gianmarco, che traccia hai scelto? Ho scelto la 1 su Ungaretti, sono andato sul sicuro. Era prevedibile? Prevedibile no, perché comunque si parlava di diversi autori, si parlava anche di Ungaretti, sì, però comunque una riposta in generale è andata di lusso, diciamo. Quindi tu hai Ok, come tracce non sono state tracce molto complicate. Nella tipologia A abbiamo avuto Ungaretti e Pirandello, nella tipologia B sono uscite diverse tracce di testo argomentativo e io ho scelto la tipologia B1 che trattava appunto di guerra e quindi sono riuscita a collegarmi anche a temi abbastanza attuali. E secondo me le tracce più fattibili erano quelle là, anche se è strano perché di solito gli studenti tendono a scegliere o la B o la C, però gli autori più conosciuti erano sulla A perché se erano... Nicola dell'indirizzo linguistico del Tommaseo, appena uscito dalla prima prova scritta di italiano, cosa hai scelto? Ho scelto Ungaretti, traccia A1. E quindi come l'hai sviluppata? Ho sviluppato l'analisi del testo che era pellegrinaggio e facendo esempi nella seconda parte con i pittori spagnoli, quindi Goya e Picasso, e collegandomi a D'Annunzio e altri scrittori italiani, francesi e esteri. Vedo che sei preparato, vuol dire che l'avevi studiato? Sì, mi ero già preparato, ero già pronto a affrontare la tipologia A qualora fossero usciti autori che avevo studiato. Penso abbastanza bene, meglio di quello che mi aspettavo le tracce, e ho provato a fare una traccia che non avevo mai fatto prima, la tipologia A, e con Ungaretti, quindi l'analisi del testo, e penso, insomma, spero sia andata bene e i prossimi giorni, insomma, domani soprattutto sarà quello più difficile. Abbiamo Corradini Matilde, 19 anni, ho appena concluso la classe quinta al liceo linguistico Raimondo Franchetti e ho appena finito la prima prova di maturità di italiano. Ho scelto la tipologia B3, quella del testo argomentativo, e insomma ritengo che le tracce in generale presentate all'esame siano coerenti con quello che personalmente abbiamo fatto durante l'anno in classe e con